Un fornito arsenale di armi davvero impensabile tra mitra, fucili, pistole ed esplosivo è stato scoperto dai carabinieri del comando provinciale di Vicenza a Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia, nella casa di un insospettabile, il 42enne padovano Christian Baldan, incensurato, arrestato assieme a Massimo Nalesso, ex affiliato ad una banda a sua volta collegata alla famigerata Mala del Brenta. Sono accusati di detenzione illegale di armi da guerra e ricettazione. È il risultato di una articolata indagine iniziata 2 mesi prima, dopo segnalazioni relative ad un'auto di grossa cilindrata che era stata vista aggirarsi nei pressi di banche e ville del Vicentino. L'arma berica aveva intercettato l'auto, seguendola fino alla casa della persona che deteneva il materiale illecito. La vettura, controllata anche attraverso centinaia di telecamere di sicurezza, risulterà quindi rubata nel parcheggio dell'aeroporto di Venezia ad una persona ancora inconsapevole della cosa, visto che si trova in viaggio di nozze. Noi siamo molto grati alle persone che ci hanno segnalato la presenza di questa autovettura che noi pensavamo fosse utilizzata per commettere reati predatori di basso profilo. E poi invece siamo arrivati a qualcosa di molto più importante e siamo contentissimi uguali, ma con questi arresti di questa notte sicuramente abbiamo impresso un duro colpo alla malavita locale e non.